Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intende occuparsi personalmente del caso delle baby gang che in un crescendo di azioni violente e illegali hanno tenuto in scacco e terrorizzato Venezia e Mestre. Le indagini e le individuazioni dei responsabili procedono spedite e i genitori di questi ragazzi saranno convocati in prefettura. Voglio vedere questi genitori se hanno fatto qualcosa, come mai sono ridotti ad avere figli che vanno in giro per la strada a fare tutto quello che stanno facendo, danni, violenze di tutti i tipi. E poi vorrei capire anche se questi ragazzi vanno a scuola, chi sono gli insegnanti, cioè vorrei fare tutta la filiera, ecco, della educativa. Poi si arriva anche alla sanzione, si arriva anche alla repressione di questi comportamenti, che comunque è un momento che ci vuole. Però prima voglio rendermi conto. La lettura del fenomeno delle baby gang non può essere limitata ad una semplice questione di ordine pubblico, così come la sola repressione, per quanto necessaria e sacrosanta, potrebbe rivelarsi non sufficiente a risolvere un problema che è anche sociale e culturale e chiama in causa una molteplicità di soggetti diversi. Abbiamo fatto un comitato in passato, mi pare nel mese di gennaio, quando si sono manifestate le prime aggressioni. Adesso ne faremo un altro allargato a tutte quelle che sono anche le professionalità, le competenze tecniche, diciamo così, quindi psicologi, pedagoghi o altre persone che possono aiutarci a capire che cosa si può fare. Potrebbe sorgere anche un altro comitato, quello delle vittime delle baby gang, le cui violenze hanno creato un comprensibile allarme in laguna come in terraferma, un modo per tenere alta l'attenzione su di un fenomeno grave da non sottovalutare, un'intenzione sulla quale peraltro convergono le opinioni e le azioni sia della politica che delle forze dell'ordine veneziane.